Siamo arrivati a questa fase, inseriamo le canne e continuiamo. Mi hanno insegnato mio nonno e mio zio, mi hanno tramandato questo bel mestiere. Dobbiamo inserire le bacchette per il manico. Adesso inserisco le bacchette per fare i manici. Ne inserisco una al centro, così. Quindi questa è la parte finale. Sì, esattamente. Questa è virga di ulivo selvatico, cresce alla base dell'ulivo. Poi a queste 3 bacchette ne aggiungiamo un'altra, che poi ce la portiamo con la treccia. Tu hai visto proprio i video di Onda Sì, TV e di sì. Bella Sicilia e ti sei innamorato di questo mestiere. Sì, mi sono innamorato. Non vuoi far perdere la tradizione, vero? No, non la voglio far perdere. Perché poi è un peccato comunque perdere questa bella arte. A questo punto iniziamo a fare la treccia. Si prendono questi fili e si attorciglia dall'interno verso l'esterno e si passa dietro, così. Ora si prende questo, si fa la stessa identica cosa. Il tuo primo cesto com'è stato? Non era bello caratteristico. Poi man mano facendo le ceste mi sono corretto, poi ho incominciato a farle bene, belle caratteristiche. Ecco qua un po' fine la treccia, inserisco dei fili. Questi si raccolgono soprattutto a settembre. Settembre è il periodo migliore. Poi vabbè, possono essere raccolti pure ad agosto. Se si raccolgono con la luna giusta durano tanto. Io ho cesti di bisnonne conservati. E poi si utilizzano le canne, Sì, le canne. che devono essere canne femmine. Canne femmine, sì. Come si capisce quando abbiamo di fronte una canna femmina? Dalla distanza tra un nodo e l'altro. E se è maggiore è canna femmina. È un cannolo di canna che viene ricavato dalla stessa canna tagliata diagonalmente. Si tagliano un po' le cime. Quindi questa è la parte finale Sì, Stiamo chiudendo il cesto. sì. Stiamo vedendo il cesto. Si entrano tutti i fili qua in questo spazio. Così, e si tira. Ora questo qua che era dentro lo facciamo passare fuori. Attorcigliamo sempre così il lavoro viene meglio. Tagliamo la cima. Per imparare ci ho impiegato un anno sicuro, avanti che incominciavo a prendere dimestichezza pure con i materiali, a spaccare la canna, che non è semplice. Uno la canna la deve saper spaccare, altrimenti non conclude niente.
ci vuole forza. Il cesto deve venire molto stretto perché deve contenere, magari almeno una volta portavano molto peso qui dentro in questi cesti e si facevano con materiali molto duri, tipo ad esempio il castagno. Ci vuole tanta pazienza. Sì, ecco, a questo punto leviamo le parti che non servono, stiamo pulendo le parti che non servono e adesso passiamo al manico. Qual è la parte più difficile? La parte più difficile, vabbè, io sinceramente prima non è che ero bravo, poi ora mi pare, non dico tutto facile, ma quasi. Cominciamo a fare una treccia da donna, una treccia da donna. Bisogna stringere bene, più viene fitto viene meglio. Se ne fanno due, questa va di sotto e poi se ne fa, con queste si fa l'altra treccia che va di sopra. Fissiamo qua il cannolo, tagliamo le cime. E qui incominciamo a cucire il manico, il bordo. Poi a questo punto dividiamo le bacchette, le dividiamo, un po' ne portiamo a destra e un po' a sinistra. Giuseppe, a che punto siamo? Quasi al termine del cesto. Stiamo completando il manico. Sì. Ne abbiamo fatto la prima treccia, adesso stiamo facendo la seconda treccia. Sì. Ci vuole tanta pazienza e Tanta forza. e anche tanta forza.
Questi sono tutti i cesti che ha realizzato Giuseppe.